Siamo con il presidente Andrea Cencetti. Oggi una vittoria fondamentale, una vittoria importante per ripartire. Tu hai parlato del passo falso dell'ultima con il De Angelis, è stata una strigliata ai tuoi. Per quanto visto stasera sembra aver funzionato. Beh, diciamo che abbiamo passato una brutta settimana, perché poi perdere punti per strada così fa male. Continuo a ritenerlo un passo falso. Volevamo ripartire da stasera. Siamo venuti qui su questo campo che quest'anno sembra portarci bene. Ci abbiamo giocato 3 volte, è la terza vittoria. Questa larga, meritata, contro una squadra che ha molte assenze. Abbiamo giocato bene, ho visto la voglia da parte dei ragazzi, ho visto l'approccio giusto alla gara. Una nota positiva anche per Di Nardi, tornato alla grande dopo l'infortunio. Stasera altri 2 gol, titolare per tutta la partita e Angeleschi è arrivato solo nel secondo tempo. Sì, Alessio è arrivato diciamo tardi, è arrivato a metà primo tempo. Alessandro si sta riprendendo. Alessandro parlavo con lui prima della gara, deve rimanere tranquillo, perché poi solo così può tornare al gol. Non è in un grandissimo momento di forma, venendo da un infortunio non può sfruttare la sua esplosività, però è sempre importante, è uno che la palla poi la mette sempre dentro. Prossima contro il Gianicolo, altra partita importante per rimanere agganciati alla testa, per andare a dar fastidio lì ai piani più alti. Una partita che andrà vinta, una partita contro un avversario che conoscete. Che incontro dobbiamo aspettarci? Sarà un incontro molto difficile, loro sono in ottima forma, stanno facendo delle buonissime prestazioni, sono una squadra pericolosa, molto insidiosa. Noi andremo per il risultato pieno, vogliamo rimanere agganciati al treno per la vetta, poi in questo campionato dei punti si possono perdere ogni gara e le sorprese sono dietro l'angolo. Noi comunque vogliamo mettere un filotto importante a noi, vogliamo andare nelle posizioni di altissima classifica. Grazie ad Andrea Cencetti.